Buonasera, benvenuti o bentornati a Soligo in Rete, meeting sull'informazione organizzato da qdpnews.it, testata online dell'Alta Marca Trevigiana, che gode della collaborazione anche dell'Ordine dei giornalisti del Veneto per alcune serate. Siamo ospiti del Teatro La Loggia, quindi dell'amministrazione comunale di Cisoni Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, comune American friendly, quindi a forte vocazione turistica. Quest'anno noi abbiamo cercato di scandagliare il mondo del giornalismo soprattutto sotto l'aspetto sportivo, ma fondamentalmente vogliamo parlare di giornalismo, di informazione, di comunicazione, e quindi cade a fagiolo anche il recente lavoro del direttore Luigi Paciali, che ho qui al mio fianco, Lo Scupomane, un libro di Piazza Editori, che è un po', diciamo, una scusa, un motivo per cercare di attraversare, ripeto, questo mondo del giornalismo che, un po' come tutti gli ambienti, ha anche i suoi lati oscuri. Quindi io vi lascio a Lucio Zanato, storico collaboratore di Rete Veneta, e al direttore Luigi Pacialli. Grazie e buonasera. Grazie. Una bella figura perché sono in licenza, per cui mi raccomando. Sono così cattivo. Ciao direttore, come stai? Bene, grazie, mi fa piacere avere un intervistatore del tuo livello. Allora, intanto cominciamo. Perché ti hanno chiamato Luigi, visto che sei andato il giorno di San Valentino? No, mi hanno chiamato Luigi perché mio nonno, che era omonimo, si chiamava Luigi, infatti il mio gemello si chiama Carlo come l'altro nonno, quindi io ho preso il nome del nonno paterno e lui il nome del mio fratello gemello, il nome del nonno materno, solo per questo. Sai perché parto da questo del nome? Perché mi ha colpito il nome del protagonista di questo libro, Aristide Bortolazzi Giulivi Dando, e qualcos'altro in più non fa. Perché? Ma perché io volevo fare un libro divertente, insomma, ho sempre sperato di scrivere storie che strappassero qualche sorriso al lettore, no? Perché non mi piacciono i libri troppo pesanti, gli scrittori che pontificano, i saggi. Anch'io ne ho scritto uno sempre sul giornalismo, era un po' più tecnico, però ho cercato di stare molto leggero, quindi di raccontare anche lì le qualità e i difetti della casta stampata. Esatto, casta stampata. Casta stampata perché è un po' una casta. Adesso, per dirvene una, proprio recentemente è stato deciso di far diminuire il numero dei consiglieri dell'ordine dei giornalisti da 160, mi pare 80, ed è un bel esempio, no? Perché con la riforma costituzionale magari. Non so, no, quello è un altro messaggio, però diciamo lo stile è questo, cioè, no, contenimento dei costi è un esempio di sobrietà che non devono dare soltanto le istituzioni, no? Perché noi siamo sempre bravi a prendercela con la politica, dopodiché molto spesso non siamo degli stinchi di santo, no? Io in questo e nell'altro libro racconto per esempio che per fare un esempio che tutti conoscono, Emilio Fede era noto come sciupone l'africano, perché lui andava in Africa e tornava con delle note spese davvero astronomiche, no? Ma poi si potrebbero fare tanti esempi, anche lo stesso Luigi Barzini tanti anni fa, quando appunto la nostra categoria era costellata di grandi nomi, di intellettuali, no? Di persone anche moralmente ineccepibili. E invece abbiamo però, direi, molti difetti, insomma, no? Questo è uno dei tanti, io credo sia giusto fare autocritica, no? Non bisogna sempre stare un po' così sul piedestallo, anche perché adesso la gente ha modo di scrivere, ha modo di essere coinvolta, e tu trovi sui social delle persone che scrivono benissimo, che raccontano i fatti perfettamente. Poi ovviamente c'è anche l'altra metà della luna con
le aberrazioni di cui parleremo sicuramente, no? Proprio l'apertura a tutti ha portato nella comunicazione anche personaggi inqualificabili che dicono delle cose e fanno delle cose terribili. Ecco, però molte volte la notizia ormai passa attraverso i social, ormai diventa notizia delle cose che poi in realtà possono essere, anzi diventano solo delle bufale incredibili. E allora come tutelarsi da, diciamo, la falsa informazione? Ma guarda, io ho visto che se ne parla molto e sono contento di aver scritto un libro che è un po' una metafora di questa situazione attraverso questo personaggio che è un pazzo, questo qui è un malato di informazione, di scupite, no? Aristide Bortolazzi Giulividandolo. Ho voluto dargli un nome così che corrispondesse un po' al personaggio, no? Sempre sopra le righe, molto appassionato ma maldestro, incauto, che una ne fa e 100 ne pensa. Lui ha un unico obiettivo: entrare in un giornale o in una televisione e andare in prima pagina, cioè scrivere, comparire, è malato di protagonismo, no? E pur di arrivare a questo obiettivo ne combina di tutti i colori. Sono appunto storie roccambolesche, buffe anche, no? Ma anche sconfortanti, perché appunto batte questa storia con quello che si vede non solo sui social, ma vedi anche sui quotidiani e soprattutto sulle televisioni, no? Io vedo dal pomeriggio in poi ci sono delle cronache, dei racconti e delle carrellate sulla violenza, per esempio, di ogni genere, che non hanno uguali in nessun'altra parte del mondo. In altri paesi fanno la cronacaccia nera, ci sono i programmi il più delle volte a tarda notte, no? Tipo Top Crime, insomma, Bones, anche la fiction, no? Con violenza, ma non c'è dal pomeriggio con un voyeurismo macabro che coinvolge milioni di persone, no? Ecco, in fascia protetta. Il taglio dell'informazione che abbiamo noi in Italia, che abbiamo noi in Veneto, il taglio invece quello degli Stati Uniti, che so che tu frequenti, insomma, devo dire, ne sai qualcosa. Poi hai il tuo programma preferito, che era David Letterman Show. Certo, il Letterman Show, David Letterman, anche ecco noi siamo in lutto per la fine del David Letterman Show, perché a parte che io sono stato da ragazzino negli Stati Uniti, per cui sentire su una televisione italiana uno che parla in inglese con i sottotitoli, per cui riesce a sentirlo finalmente e a percepire quella che è l'ironia e il sarcasmo degli americani che fanno questo tipo, questi programmi, no? C'è anche Jimmy Fallon, ce ne sono stati, potremmo citarne tantissimi, quindi è un modo di comunicare molto diverso. Però vedi, ecco, tu dicevi la differenza. Noi siamo sempre stati indotti a portare ad esempio l'informazione anglosassone, no? Abbiamo sempre detto la BBC o il Times, oppure il New York Times, il Washington Post, no? Che è quello, il Watergate, insomma, per me Carl Bernstein e Woodward sono degli eroi, no? Noi abbiamo Andrea Purgatori. Andrea Purgatori ha scoperto il mistero di Ustica, l'ha svelato lui. Nessuno ne parla, è scomparso, anzi credo che l'abbiano licenziato, no? Perché in Italia uno che fa questo mestiere bene e scavando e facendo gli scoop veri, non quelli che si inventa Aristide Bortolazzi, è scomodo, viene guardato male, anche dalla nostra stessa categoria. Bisognerebbe fargli un monumento al Purgatori, no? È stato il primo a capire che cosa era successo e a denunciarlo sul Corriere. Noi abbiamo avuto anche problemi, per cui voglio dire, noi facevamo però riferimento a questa informazione, dopodiché l'altro giorno abbiamo scoperto che anche loro sono... Ecco, no? Io volevo portarti là, cioè l'informazione e l'informazione spazzatura e l'informazione portata agli eccessi in una campagna elettorale dove si andava all'ultima cosa dell'ultima, cioè sono fuori veramente cose indicibili per l'Italia. Ma guarda, io ne ho viste molte altre campagne elettorali lì, sono sempre state molto dure, però si fondavano su fatti veri, no? Quando venivano lanciate accuse pesantissime, erano la realtà, erano il Watergate, non è che se lo sono inventati, no? C'era, e per quello Nixon si è dimesso per lo scandalo, ma adesso
queste elezioni, dice Obama e dicono anche tanti altri, sono state condizionate da notizie false mandate in rete appositamente dall'una e dall'altra parte e che hanno sicuramente avuto un peso nel condizionare l'elettorato. Per cui adesso non so se siano state determinanti, ma certo io ero tra quelli che pensavano che Trump non avrebbe avuto poche chance di vincere, no? È stato uno shock per gli States. Sai, in realtà poi se analizziamo bene l'informazione, quello che ha sbagliato, quello che non ha, anche i sondaggisti, no? Cioè hanno preso una cantonata tremenda, ma proprio i grandi giornali hanno avuto, il direttore del New York Times ha chiesto scusa ai lettori per, diciamo, la sicumera che ha dimostrato, no? Dice vincerà la Clinton, addirittura avevano già preparato e pubblicato delle pagine in cui veniva data già per presidente, no? Perché è una figura veramente barbina. Però ecco... Però noi italiani su questa cosa qua ci abbiamo detto, una volta tanto noi il gota dell'informazione, i veri, i bravi. È vero, e in effetti hanno fatto un errore enorme, però vedi, secondo me... E poi Pagnoncelli, avrà voluto come un matto Pagnoncelli. Pagnoncelli sicuramente è lì che si sfrega le mani. Vedremo poi cosa prevederanno adesso con il referendum, con altri sondaggi importanti, vedremo se la azzeccheranno o meno, però certamente qualcuno non ha capito evidentemente che negli Stati Uniti qualcosa stava cambiando, cioè di fondo secondo me c'è questo, al di là dei giornali che hanno sbagliato, che hanno esagerato, cioè la Clinton non rappresentava la parte, le classi medie che hanno votato per Trump, cioè lei che è una democratica avrebbe dovuto incarnare dei valori che quelle classi avrebbero dovuto in qualche modo riconoscere, no? E invece no, lei è vista, è stata vista, e questo secondo me è il vero equivoco, è stata vista da questa gente come espressione delle lobby, come la moglie del presidente Bill Clinton, no? Come la donna che ha sempre a che fare con la finanza, con i poteri, che aveva risorse, montagna di risorse da investire, non quella vicina. Paradossalmente i poveri hanno votato per un miliardario, è una cosa, no, voglio dire, uno può dire, ma è successo anche con Berlusconi. Sì, ma erano, diciamo, dinamiche e circostanze diverse, no? Ecco, quanto secondo te quello che è successo negli Stati Uniti, annessi compresi, quindi le bufale, le cose tirate fuori ad arte, i sondaggi sbagliati e quant'altro, modificherà qui in Italia a fronte dei prossimi mesi? Guarda, questa è una domanda molto pertinente secondo me, perché c'è molto trumpismo, non so se avete notato, no? Quando ieri il governatore della campagna De Luca se ne esce pubblicamente guardando in faccia il giornalista, un po' l'americana, no? Dice è un infame la Bindi, no? Perché l'aveva personaggetti, cioè lui era finito nella lista degli impresentabili nella commissione antimafia per volere della Bindi, no? Da ucciderla. E questa è una cosa che forse prima di Trump nessuno avrebbe detto. Guarda, io ho mai sentito un governatore che pubblicamente dice una roba del genere. Poi lui si è scusato. Ha detto che gli avevano fatto un'intervista, ma si è detto assolutamente no, guarda. No, è vero, si vedeva il giornalista, forse Porro, che intervistava, per cui lui l'ha detta, no? Per cui le cose, ecco, se non altro in televisione le cose che dici rimangono, non è che, questo è bello, no? Non è che le puoi... Mi viene in mente Gentilini, un po' di anni fa, quando l'abbiamo intervistato, lui ha detto della pulizia etnica, certo. È rimasto stampato e poi lui ha detto no, non è vero, me l'ha rubata, cioè, sono io che l'ho fatta, e mi ricordo che se vai a vedere il grezzo ha detto no, aspettate, cioè, no, aspetta, e poi è partito in quarto perché gli è partito dentro, che poi è il politico, soprattutto poi quando c'è questo tipo di così trumpismo, chiamiamolo così, gli parte dentro. Poi ecco, quello è stato uno scoop vero, uno scoop vero, perché parliamoci chiaro. Ha fatto delle belle visualizzazioni, quello sì. Accidenti, quello è stato un colpo giornalistico, ma a parte gli scherzi, veramente importante, di cui hanno parlato tutti, no? E sono quelle cose che poi danno lustro anche alle testate che le pubblicano, perché sono cose magari
scandalose, ma sono autentiche, non sono cose appunto. Parliamo di testate perché tu, cioè adesso io non so se avete conoscete il curriculum del mio direttore, io ve lo leggo giusto perché così. Allora, lui è professionista dal 76, ha iniziato la sua carriera alla Notte di Milano, poi è passato al Giornale, dove è stato caporedattore centrale sotto la direzione di Nino Montanelli. Ecco, cosa vuol dire avere come direttore uno come Nino Montanelli? Beh, sicuramente è molto... Scusa, vado bene? Vado bene? No, perché sapete, sono alla fine veramente mi licenza. Allora, Idro Montanelli. Beh, è molto impegnativo avere a che fare con un direttore di quel calibro, anche perché noi poi eravamo i suoi pretoriani, no? Eravamo io, Giuliano Molossi, Giancarlo Mazzucca e Pierluigi Falda, no? Eravamo quelli seduti nella stanza dei capiredattori centrali. E quindi sai, lì sei uno dei parafulmini, cioè quando c'è qualcosa che non va arrivava dentro e devo dire non frequentemente, perché era uno molto rispettoso dei suoi ragazzi, perché li chiamava così, no? I miei ragazzi. Però certo era un uomo da cui potevi imparare solo guardandolo, no? Dall'espressione degli occhi, dalle poche parole che diceva in riunione, no? Quando parlava in maniera molto sintetica della partitocrazia, no? Lui mi fa venire l'ortiaria, non so, De Mita, tutti i personaggi, lui detestava, diciamo, tutti quelli che in qualche modo valutava poco onesti o poco trasparenti o comunque poco leali. Tu non dovevi entrare in un momento solo durante la sua giornata, quando è che non dovevi entrare? E non bisognava entrare quando la Fiorentina prendeva un gol, perché se la Fiorentina prendeva un gol e tu entravi, allora parte, eri il menagramo della giornata. Ma restavi il menagramo a vita, no? Addirittura. Se a qualcuno è successo se lo ricordano. Il quotidiano La Notte evidentemente, siccome si lavorava il pomeriggio, giusto? Sì, lavorava diciamo all'alba, perché diciamo le edizioni principali uscivano nel pomeriggio, no? Ce n'erano 4, una usciva a mezzogiorno, l'altra alle 2, l'ultima intorno alle 16, a meno che non succedesse qualche ecatombe, allora si poteva fare anche un'edizione serale, no? Però diciamo la prima edizione che usciva alle 11 e all'epoca veniva anche distribuita molto bene, non solo in Lombardia ma anche un po' fuori, no? Beh, quella era pronta alle 11 e quindi noi arrivavamo in redazione intorno alle 5 o 6 del mattino. 5-6 del mattino. E a me una volta, penso che ero talmente stravolto da questa vita, da questi orari, e mia moglie lo sa bene, perché poi le mogli chi sposa un giornalista poi si ritrova in queste situazioni, non ci sono weekend, no? Perché è un bel mestiere, però sei un po' per aria, no? E io una mattina mi alzo alle 6 e prendo la macchina, vado e normalmente non c'era mai nessuno alle 6 del mattino, tant'è vero che da casa mia passavo dal Duomo di Milano e poi arrivavo in piazza Manzoni, piazza Cavour, dove c'era il palazzo dei giornali, senza trovare, vedevo solo piccioni. Quella mattina gente che camminava, che cavolo è successo? Era le 6 del pomeriggio, era buio come la mattina, però avevo dormito ed ero talmente sconvolto. Ecco, come è cambiata l'informazione dei giornali di quel tempo rispetto all'informazione di adesso? Beh, è cambiata, pensate soltanto, io adesso parliamo della parte così tecnica, no? Pensate a una stanza come questa dove c'erano una trentina di ragni neri, grossi come arrivavano più o meno a quella... I ragni cosa sono? A quelle travi. Beh, erano le linotype. Le linotype veramente sembravano dei ragnoni, poi erano anche rumorosi, ovviamente di ferro, con una tastiera, facevano un baccano infernale e c'era il tipografo che batteva i testi e gli articoli uscivano da queste macchine su colonne di piombo formate da tanti listelli
Su ogni listello c'erano 4 parole, 6 parole, insomma una frase che poi veniva incolonnata nella colonna del giornale, rovesciata, perché poi questa colonna componeva su un carrello, come si chiamava il carrello, era una specie di vassoione dove questa roba veniva messa, compresa i titoli, tutti rovesciati, si faceva la bozza per vedere se c'era un errore, perché è difficile leggere una pagina rovesciata, si faceva la bozza, vedevi se c'erano errori eccetera, poi queste pagine diventavano un semicilindro di acciaio, messi questi semicilindri attorno nelle rotative, le rotative in sostanza, per farvela breve, giravano con queste pagine metalliche e stampavano il giornale. No, questa in sintesi quindi c'era questa magia anche della tipografia con questi uomini con i camici neri, all'epoca avevano 1 litro di latte da bere contro le esalazioni di piombo, parlavano in milanese stretto e io... a me c'era un certo Bonfiglio, che era un omone enorme, che mi chiamava Menarel della Madonna, che in milanese vuol dire rompiscatole. No? Io ero sempre lì che gli dicevo dai che dobbiamo chiudere, cavoli, metti qua, sposta là. Ed era comunque un bel rapporto tra giornalisti e tecnici. Direi quasi, ecco, in quel caso tecnici, ma considerati all'epoca operai, insomma, no? Per cui tu passavi tutta la giornata, quasi molta parte della giornata insieme. Sempre che ti faccio raccontare queste cose, qui c'è il figlio di Glauco, no? Che è proprio giovanissimo, e queste cose qui probabilmente forse le sogna, perché sono cose che rimarranno forse nella storia, tutto questo meccanismo, la difficoltà di fare un giornale. Adesso per fare un giornale fai in internet. Guarda, adesso appunto da quel punto di vista io ho fatto proprio in tempo a vedere la stampa antica, no? Proprio dalle linotype, il piombo, alla carta, perché poi si è arrivati al giornale fatto sempre da queste strita, queste colonne, però fatte di carta, no? Tagliate con un bisturi dai tipografi che avevano i camici non più neri ma bianchi, e avevano così dei banchi luminosi su cui queste pagine si vedevano, e poi siamo arrivati alla videoimpaginazione, cioè qualche anno più tardi noi che facevamo il menabò, si chiamava, cioè il disegno della pagina si chiama menabò, no? Il menabò, e sul menabò indichi il titolo, che caratteri volevi, come volevi far scendere le colonne, il taglio basso, il fogliettone, lo mandavi in tipografia e poi adesso poi ti ritrovavi, adesso ti ritrovi con la pagina disegnata sul tuo PC, ci butti dentro titoli, articoli in pochissimo tempo e non stampi più, perché ormai i giornali sono online, la caduta dei giornali cartacei. Diciamo, sì, io penso che tra qualche anno che per la carta sparirà, perché ormai davvero è difficile vedere gente per la strada con i giornali. Secondo te la differenza tra giornale e portale? Cioè un giornale, perché noi vediamo che sono i giornali online tipo Tribuna, Gazzettino, Giornale di Vicenza eccetera, ma anche Corriere della Sera, Repubblica, che stanno facendo un'evoluzione, e poi abbiamo un portale tipo QDP News, che è una cosa simile ma per certi versi differente. Ma QDP News per esempio, cioè avere 25.000 abbonati, insomma comunque contatti, accessi al giorno, è una roba incredibile, cioè ne hanno più loro della stampa locale, no? Cioè i famosi quotidiani locali che vendono poche migliaia di copie, loro poi vedendo questi risultati notano che insomma hanno una distribuzione ancora più capillare e più efficace, più veloce. No? Il giornale una volta che è chiuso. Ad esempio, se ti arrivava la notizia dell'ultimo minuto, quella classica che dovresti rigirare completamente tutto il giornale. Era veramente un dramma, e a noi è successo, non so, la morte. Vabbè, per esempio Aldo Moro, io mi ricordo sono arrivato la mattina, non so, sono state le 7:30, le 8, perché arrivavo un po' più tardi, invece si alternava con i turni, chi arrivava alle 5, chi arrivava alle 7. Via giornale, sempre al giornale? No, era la notte, era ancora la notte. Oppure quando muore il Papa, quando c'è un fatto
a Piacenza, quando ero direttore della Libertà, ero lì da pochi giorni, deraglia un pendolino sotto il giornale, tra l'altro, eravamo lì dalle finestre che avevamo tutta la scena con le foto, abbiamo visto Cossiga con i capelli per aria che usciva dalla scala, poi morti, feriti. Vi confesso che poi quando i giornalisti vivono volenti, anzi nolenti, diciamo, delle disgrazie altrui, no? Perché quando c'è un treno che deraglia, quello significa vendere molte copie in più, fare una cronaca che coinvolge decine di persone, quindi c'è una specie di eccitazione, no? Quando devi seguire dei fatti di cronaca di questa portata, che può essere il terremoto, insomma. Nei giornali si sa che quello significa battere la concorrenza, per cui nessuno diciamo, è contento di vedere fatti di cronaca nera, però si sa che quello porta a copie più. Allora i direttori, per esempio in questi casi, se c'è la notizia molto, molto grave, fate conto, non so, un tamponamento, una rapina, in quel paese vengono subito pubblicate, vengono subito mandate le locandine, no? Quelle che vedete davanti alle edicole, che richiamano l'attenzione e viene rinforzata la diffusione, cioè si dice in quel paese, non so, a Isola Vicentina di solito vanno 20 copie e vabbè, siccome è successo questo, non so, un allagamento, il maltempo, la tromba d'aria, allora ne mandi 100. A Bassano scoprono Fusaro che ha fatto a pezzi da Tassitani, ecco, quella è una cosa da... Ti faccio questa domanda perché con Montanelli come si faceva per evitare che l'adrenalina da scoop diventasse invece la bufala? E tu ritorniamo al punto di vista. Guarda, faccio un esempio, tu sei il contrario dello scoopone, no? Cioè perché tu sei un giornalista serio, cauto, valuti tutto, ti documenti, verifichi, no? Perché Lucio... Ho portato a casa la serata, non so se avete notato. Lucio lavora da tantissimi anni, di solito si dice un cronista di razza, ma tu adesso fai il conduttore la mattina con grandi risultati, insomma c'è un giornalista tutto tondo che però non è un pazzoide che pur di fare un colpo giornalistico è disposto a tutto, no? Cioè, tu sei uno molto serio e responsabile, ce ne sono tantissimi, da noi sono tutti così per fortuna, no? Però c'è... Perché possono dire uno che querele, quelli che per un guaio, questo hai toccato un tasto drammatico. Se noi sbagliamo una virgola o diciamo che qualcuno è stato, diciamo, ha sottratto qualcosa allo Stato e non è vero, per fare un esempio, questo ci mangia le rotative, cioè una volta mangiava le rotative, adesso ci mangia le telecamere, e gli uffici e tutto il resto, no? Perché ti fanno querele milionarie e il più delle volte le vincono, no? Il più delle volte devo dire che nei giornali seri le querele le perdono, perché ormai anche qui questo alla base c'è questo, tu formi un gruppo, una redazione di cui ti fidi, conosci, sai qual è la loro storia, no? Sai dove trovare Zoppi. Sì, esatto, sì, voglio dire, Allora, passiamo però dal giornale, poi diciamo così, dal quotidiano nazionale al quotidiano diciamo, che vede molto più sul locale. La mania dello scoop è più provinciale o nazionale? Ma guarda, direi più provinciale, ma non perché si voglia fare gli suppomani, ma perché ci sono maggiori opportunità, no? Cioè quando tu scrivi sul giornale nazionale, scrivi di politica, ti occupi di quello che dice, questo vale anche diciamo per i giornali regionali, quello che dice Zaia o quello che ha detto oggi i presidenti di Confindustria riuniti a Mestre, per cui domani ci sarà la pagina sul Corriere. Allora adesso volevo arrivarci dopo. Che titolo daresti alla riunione di oggi?
parole in libertà. No, adesso se dovessi fare un commento, cioè, ogni tanto gli imprenditori si ritrovano, dicono anche delle cose molto interessanti, no? Cioè fanno solo vedere la faccia luminosa dell'impresa, no? Perché parlano ai loro associati, quindi è tutto, dice sì, abbiamo qualche problema, però siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, siamo i più bravi in questo, siamo i più bravi in quest'altro, dimenticano poi di parlare dei voucher, dei disoccupati, dei licenziati, degli impiccati, dei venti schiacciati dalla crisi, per cui oggi a sentire loro sembrava che tutto andasse magnificamente, cioè, e questo è abbastanza, fanno anche delle ricerche di mercato, oggi ne hanno mostrato una abbastanza interessante dove il professor Marini di Community diceva ma è cambiato il rapporto tra dipendenti e imprenditori, no? Nel senso che una volta si cercava il posto di lavoro, adesso si cerca l'occupabilità, vabbè, insomma, su questi termini, però nel senso volevo dire che adesso c'è maggiore collaborazione non c'è più il conflitto di classe o non so, però sempre te la mettono giù così, no? Tutto quello che c'è. Però ci mettiamo un po', ci mettiamo anche noi perché ci cambiamo le parole, no? Una volta lo Stato sociale, adesso è diventato il welfare. Sì, no, beh, certo, i giornalisti hanno anche queste colpe, no? Di così contribuire, teniamoci poi i giornaloni fanno la gran cassa a queste categorie, no? Agli imprenditori, i cosiddetti poteri forti, la finanza. Se tu leggi il Corriere della Sera in questi giorni, vedi che ci sono dei messaggi molto precisi per quanto riguarda il sì o no, no? Se guardate le notizie economiche, così come vengono anche rappresentate, no? C'è molta volatilità in vista del referendum, i mercati sono molto agitati. Quindi state attenti ai vostri risparmi. C'è un messaggio. Altro che Banca Popolare di Asolo Montebelluna. No, ecco, oggi ha parlato un banchiere, ovviamente non ha fatto cenno a cosa succede, lui non c'entrava con le banche popolari, no? Però dico, un riferimento alla realtà ogni tanto bisognerebbe farlo. Noi a volte ci prestiamo a fare un po' queste manipolazioni degli scenari che abbiamo di fronte, non sempre li descriviamo per quello che veramente sono. E allora, visto che abbiamo parlato del Corriere della Sera, abbiamo parlato di industriali, differenza tra avere in questo caso oggi Urbano Cairo come editore del Corriere della Sera e industriali come editori ad esempio del giornale di Vicenza. Guarda, io ho visto. Perché è stato direttore anche del giornale di Vicenza. No, però vedi, io dipende dai periodi, io sono stato fortunato, già di Vicenza erano, diciamo, tranquilli gli imprenditori, no? Gli imprenditori sono azionisti del giornale di Vicenza. Siamo in che anni? Siamo dal 98 al 2001, perché poi sono passato al Gazzettino. Quindi ancora, diciamo così, la Vicenza da bene? Sì, ecco, non c'erano grandissimi problemi, ecco, tra di loro soprattutto, non si scontravano tra vicentini e veronesi, sì, ogni tanto se ne mandavano. Poi una cosa che, guarda, che mi ricorderò sempre, quando io ho detto a un imprenditore vicentino, che era uno dei big del giornale di Vicenza, che andavo al Gazzettino, allora lui mi voleva molto bene, devo dire, no? Mi voleva molto bene. E mi ha telefonato, mi ha detto: senta Bacialli, devo invitarla a pranzo. Allora dico: sì, Presidente, vengo senz'altro. E la cosa strana è che tu sei Bacialli, ma io sono l'altro. Si mette, Bacialli non se ne va. No, non deve andare. E io dicevo: ma perché guarda? e me la sono spiegata un po' così, che c'era un po' di imbarazzo, capito? Di pudore nel cercare di fermare qualcuno e cambiargli idea, no? E questa è una questione anche di consapevolezza che anche un editore deve comunque sapere, diciamo, comprendere le scelte che fanno i suoi giornalisti. In Platea abbiamo il sindaco qui di Cisone. E allora il rapporto tra politica, giornalismo e scoopomani. Trovare lo sconto a tutti i costi con la politica è più facile o più difficile?
Beh, ecco, il falso scoop. Il falso scoop in politica si presta perché sai, è facile così tra le righe cercare di scoprire qualcosa di torbido che poi torbido non è, ingigantire un fatto che non ha niente di rilevante, no? Lo si inchiocchetta, lo si presenta. Poi teniamo presente, ecco, questo è un problema veramente serio che ha a che fare un po' con lo scupismo. Nei paesi del Veneto come di altre regioni ci sono i corrispondenti. I corrispondenti sono, diciamo, le antenne dei giornali sul territorio, per cui c'è il corrispondente di Rovigo, c'è il corrispondente di Ficarolo, è tutta gente che scrive dei pezzi, in particolare di politica. Molto spesso questi corrispondenti, molto spesso, non sempre, sono ex politici, per cui sono schierati da una parte o dall'altra, no? A volte riescono ad essere obiettivi, per carità, non dico, ma è frequente il caso del corrispondente che non è in sintonia, per esempio, col sindaco e che gli fa sempre la guerra. Per cui è vero? No, no. Non è successo, no? A me è successo molto spesso di avere... Marzio Faber una cosa simile. No, di avere, sentire le proteste di sindaci che si sentono ingiustamente attaccati. Diciamo anche se avete qualche domanda da fare, mettiamo giù il microfono, certo, perché facciamo la chiacchierata noi due, siamo una discussione aperta assolutamente. Certo. Volevo parlare a questo punto, facciamo un salto in avanti, perché sì, il direttore di carta, diciamo di carta stampata, però anche con incursioni con personaggi tipo Funari. È stato un episodio. Guarda, io ero alla notte, quindi erano ancora anni 70, un giorno si chiamavano fattorini, erano quelli che mandavano gli articoli nella posta pneumatica, no? Che arrivavano dentro i bussolotti. No, spieghiamolo sempre per il figlio di Glauco. Scusa, pensa una volta, adesso ti mandano le mail, giusto? Adesso stai facendo con le mail. Pensa una volta quando dovevano mandare una notizia da una redazione all'altra, come andava? Col sacco postale, oppure dalla redazione in tipografia, l'articolo scritto su carta, no? Tantino scritto, veniva arrotolato, messo in questo bussolotto e spedito giù in tipografia, no? Questi aprivano, tiravano, ogni tanto restava incastrato, diceva allora è arrivato il pezzo. Erano tubi e aria. Esatto, sembrava una nave, no? È presente, no? Le navi che si parlano, no? Una cosa incredibile. Pensa, questo negli anni 70. Allora, un giorno un fattorino arriva e mi dice, senta, c'è un signore di là che chiede di lei. Io vado di là in questa sala d'attesa e trovo questo signore che avrà avuto 40 anni, sì, forse anche meno, romano, e che mi fa, scusi, io ho saputo che lei è stato negli Stati Uniti, perché avevo scritto un paio di pezzi sugli Stati Uniti, avevo raccontato la televisione americana, perché già all'epoca mi interessava molto la comunicazione, così. E dico ma m'ha invitato negli Stati Uniti Johnny Carson, ce devo andare? Io ho detto, guardi, per me deve andarci, perché se le hanno offerto di fare un anno con Johnny Carson, un'esperienza televisiva, dice io faccio attore, faccio il cabarettista, e dico, guardi, vado sicuramente, no? Allora mi ha salutato e se n'è andato. È tornato con l'occhiale azzurro, no? Perché Johnny Carson, tra i suggerimenti che gli ha dato, è stato quello di mettersi le lenti azzurre, perché bucavano gli Funari, no? E da allora, per riconoscenza, ma lui era veramente riconoscente con me, ha incominciato a invitarmi a Bocca Aperta, Mezzogiorno Italiano, insomma tutte le trasmissioni in cui lui per primo in effetti portò la politica in prima linea, no? Cioè in salotto, perché fu il primo conduttore televisivo che avvicinò gli italiani alla politica, poi la faceva queste cose, la mortadella, signor... E quindi è stato... È una pagina di storia della televisione. Mi ricordo una volta con Moana Pozzi, no? Che eravamo lì, io Turani, e vicino c'era Moana Pozzi, insomma, e lui diceva le sue cose, insomma, è stato molto divertente. Poi purtroppo è diventato, quando io sono diventato il direttore dell'Indipendente,
dopo c'era stato Feltri, Pia Luisa Bianco, poi hanno chiamato me, l'editore Zanussi, e a metà di questo percorso drammatico che ho fatto, perché il giornale andava malissimo, Zanussi mi aveva detto: senta, abbia pazienza, è qui è questione di vita o di morte, arriva a Funari come direttore editoriale, perché ci porta tutta la pubblicità di Tele4. Di Rete 4. Di Rete 4. Perché Tele4... Tele4 è la nostra. Di Rete 4. Che non era ancora di Berlusconi. No, era di Rusconi. Rusconi. Allora io dico: guarda, va bene, se dobbiamo far venire Funari, io lo conosco, siamo anche amici. Sì, un conto è averlo amico e conduttore televisivo, un conto è averlo, diciamo, che ti arriva con la corte dei miracoli e fa: ah, Bashar, oggi fanno sto titolo, Ermonno è ammalato. Ma quante colonne? A 8 colonne. Allora io andavo da Zanussi e gli dicevo: scusi, dottor Zanussi, ma va bene tutto, ma questo era un giornale letto dai leghisti. Sono arrivato io, adesso arriva Funari e dobbiamo fare Ermonno ammalato con l'editoriale del suo regista Corvella. Guardi, turiamoci il naso e andiamo avanti così, perché sennò dobbiamo chiudere. Abbiamo chiuso lo stesso, cioè dopo 2 mesi, no? È finita lì. Però vi racconto questo episodio perché è fantastico, mia moglie se lo ricorda ancora, anche lei. Allora, 3 del mattino, suona il telefono a casa. Cavolo, stavo dormendo, tiro su, Bashar, ma avete rotto, c'è parolacce di tutto, siete dei provinciali, mi dimetto, mamma mia, ma avete cambiato il titolo, tipo Ermonno ammalato, era una roba del genere. Io dico: guarda, mi ha messo giù il telefono. Allora la mattina vado al giornale e dico: ragazzi, ma chi è che ha cambiato il titolo che ha fatto ieri Funari? Nessuno. Cioè lui di notte aveva visto l'edicola di Gianni Ippoliti, te la ricordi? Sì, sì, sì. Dove Gianni Ippoliti prendeva nelle testate e metteva sotto dei titoli falsi. Esatto. Era fatto l'Indipendente, dice pizza in quantità per tutti i romani, non so, fai conto, no? E lui ha visto quello e pensava che fosse il giornale vero, per cui era, ecco, è stato in quella fase lì, uno dice: ma questa professione era quella professione che ho visto altrove o è un manicomio e sta succedendo di tutto e di più e siamo su una linea raccapricciante? No, era dovuto al fatto che questo innesto era stato una follia. Ma la domanda si ripropone adesso: siamo su una china raccapricciati adesso? Perché vediamo dei giornali di un certo tipo e vediamo dei giornali con titoli, insomma, voglio dire, non dico Ermonno è malato, ma... Però, insomma, diciamo, quello è stato un caso limite che vi racconto perché... Per dovere di cronaca. Per dovere di cronaca, e così vi divertite anche un po', perché era più quasi, era come stare al cinema che andare al giornale con quello che succedeva. No, oggi non è che diciamo, secondo me l'informazione non è migliorata, cioè anzi è peggiorata e i risultati si vedono, nel senso che quando tu hai un paese di 60 milioni di persone e si vendono ormai bene o male 3 milioni di copie, vuol dire che non legge nessuno, vuol dire che e si spera che sta prendendo a piede l'informazione online, però guardano la televisione. Perché adesso arrivo anche ai focus e tutti gli sms. La televisione ha fatto la sua parte, no? La televisione, tieni conto che un giornale del pomeriggio come La Notte, che usciva appunto nel pomeriggio e la sera, diciamo, è stato ammazzato dalla televisione, no? Perché qual era la forza di quel giornale lì? Che questo usciva prima che arrivasse il canonico telegiornale delle 8 dando le notizie del giorno. Questi uscivano, noi uscivamo a mezzogiorno, alle 3 con le notizie, e quindi... Le notizie del giorno forse, perché vi faccio notare che ad esempio Piazza Fontana, il telegiornale delle 8 non l'ha dato,
e l'ha dato alle 11 come notizia proprio di base della strage di Piazza Fontana. Questa è storia, se andate a verificare le pagine di storia, giusto per dire poi come veniva epurata l'informazione. È vero. Il dato positivo è che ci sono una miriade adesso di testate per cui scappa via tutto, no? Non c'è dubbio, se non altro, oggi siamo in una formazione pluralista al massimo, no? Anzi forse ce n'è anche troppa di informazione, però tutto sommato è meglio troppa che poca, perché uno almeno ha tutte queste campane che suonano e può cercare di percepire quelle giuste e farsi un'idea di quello che succede. Come proteggersi dai falsi scoop? Tornando dagli Alvise, Bortolazzi, Giulivi, Dando. Come proteggersi? È difficile, molto difficile. Adesso vedevo che Facebook e Google stanno studiando dei meccanismi per neutralizzare intanto le bufale, cioè vogliono fare una specie di interufficio di controllo, no? Pensavo all'algoritmo, perché quando tu non sai cosa fare con internet metti un algoritmo, cerchi un algoritmo per cui se passi quell'algoritmo che è un calcolo non ti passa più la notizia, per cui non lo so. Ci salverà, non ci credo molto. Ma neanche io, e neanche a questo ipercontrollo fatto da non so quale commissione di Mountain View o di Cupertino che si mettono lì e controllano tutto. Pensate che in Macedonia, leggevo, ci sono 100 siti specializzati in bufale, no? Per cui uno si chiede, ma perché mandano tutte queste bufale? Perché come tu sai benissimo e come sanno benissimo il nostro editore e direttore del giornale, la bufala porta visualizzazioni, no? Cioè più visualizzazioni hai, se ti guarda 1 milione di persone perché ti sei inventato che per esempio questa è stata una bufala usata a quanto pare contro Trump, che ha detto che non c'è il problema climatico nel mondo, no? Dice tanto prima o poi si ghiaccia tutto, no? Che uno dice ma questo è un pazzo, allora tutte queste polpette messe lì come fai a controllarle, ad evitarle se non tieni conto, un sistema molto epidermico secondo me, quando vedete delle notizie che vi impressionano, soprattutto quelle che dicono guardate quest'uomo cosa ha detto e cosa ha fatto di tanto grave, c'è un video, no? Quello già deve mettervi diciamo in allarme, poi soprattutto le fonti. Un conto è se c'è scritto sotto Associated Press, la Repubblica, Corriere, non so, cioè fonti attendibili. Se c'è sotto scritto Unknown Woman, che ne so, allora questi nomi strani, quelle sono fonti non ufficiali, sono fonti come quelle che potremmo fare noi se decidiamo di spacciarci per un network. E tra l'altro volevo dire a proposito di giornalismo, per come è anche stato raccontato, avrete visto Quarto Potere, Quinto Potere, no? Questi film che fanno un po' l'apologia dell'informazione, no? Insomma, dove bene o male comunque anche in questioni drammatiche il giornalista ne esce sempre bene, anche quando da giornalista diventa predicatore. No? Esatto, no? In effetti io volevo arrivare anche lì, però prima di arrivare a questo, ho visto che abbiamo visto le foto del nostro fotografo. Sì. L'immagine, diciamo così, fa anche un po' da garanzia, no? Rispetto alla parola scritta, cioè con l'immagine hai meno possibilità di fare falsi scoop. Cosa ne pensi? Certamente. Visto che poi tu hai lavorato con i due media, cioè carta stampata, sì. Adesso televisione. Guarda, a me è capitato, faccio un esempio pratico, al giornale di Vicenza, un giorno è arrivato da noi, non da me, insomma da un caporedattore, il segretario del sindaco che ha detto voi però la dovete smettere di mettere sempre il sindaco col doppiamento. Cioè voglio dire, non è che noi... Cioè adesso... Cristina Pin dice giusto, quindi... No, però voglio dire, io ho risposto, allora lei dovrebbe fare come Berlusconi che manda i suoi giannizzeri nelle redazioni a mettere le foto in archivio, dei vecchi archivi. Una volta gli archivi entravi in una stanza grande come questa
e c'erano tutte queste buste allineate dentro degli scaffali enormi, e tu, scusi, mi dà la busta di Berlusconi, allora ti tira fuori la busta e dentro c'erano foto, articoli, per dirti, no? Per dire anche... sempre al nostro futuro, il nostro giornalista in epoca, che una volta anche su quello era complicatissimo trovare del materiale, no? Se tu volevi capire qualcosa su un problema che dovevi sondare bene e comprendere fino in fondo, dovevi fare delle ricerche faticosissime. A volte non trovavi niente. Hai parlato di gente, voi ditemi che ora è, perché se no io vado avanti, con lui è una chiacchierata non si finisce. 10 meno 5. 10 meno 5. Allora, dopo magari se avete qualche domanda basta che mi diciate, poi passiamo il microfono, però volevo continuare parlando di Giannizzeri. Giannizzeri Berlusconi, però mi viene in mente il termine, l'analogia un po' penalizzante ovviamente, però gli addetti stampa. Come erano gli addetti stampa di una volta e come sono adesso. Ma per esempio Aristide Bortolazzi, che vuole fare il giornalista a tutti i costi, tenta anche quella carta lì e cerca di fare l'ufficio stampa, diciamo, lui si propone, non essendo riuscito ad entrare nei giornali e nelle televisioni, si propone come portavoce di un sindaco, anzi gli propone, vuole fare lo spin doctor, si propone come spin doctor. Attenzione, potrebbe assumerlo lo spin Bortolazzi. No, allora cosa gli salta in mente, essendo malato questo, no? Essendo un mitomane, perché fondamentalmente Bortolazzi è un mitomane, dice al sindaco: guarda, io ti faccio la campagna elettorale, tu fidati ciecamente. Pertanto è uno che si presenta bene su un po'. C'ha i baffi, un naso aquilino, insomma, un bel ragazzo, insomma, che gira per Treviso e per tutto il Veneto, insomma. C'ha le tecniche, no, non ha le tecniche, no, ma non sei tutto. E gli dice: guarda, allora, per diventare sindaco devi fare qualcosa di eclatante. Allora, organizziamo questa cosa. Io ti mando sul campanile del paese un finto suicida, uno che minaccia di buttarsi. Tu sali in cima al campanile, lo salvi e siamo d'accordo, lui diciamo viene pagato per questo, è uno sbandato per cui è già d'accordo e non puoi che... Insomma, questo sale sul campanile, inciampa, prende questo qua e volano tutti e due. Però non hanno dato tutto il libro, altrimenti se non questo è uno degli episodi, ma ce ne sono tantissimi, questo è un episodio limite, ma per dire, anche nella comunicazione politica, vedi gli addetti stampa, vedi gli uffici stampa, vedi anche... non solo, anche gli uffici di PR, no? Chi fa le pubbliche relazioni, chi fa la comunicazione, che davvero a volte non ha limiti e non ha scrupoli. Mi viene in mente su questa vicenda del campanile, mi viene in mente una scena di Signore e Signori, no? Non so se avete presente il film, a un certo punto c'è il ragioniere che vuole ammazzarsi perché hanno scoperto una tresca con la cassiera del bar I Soffioni, e mi butto, no? Quanto la ciaccola conta nell'informazione e quanto la ciaccola diventa la bufala che poi diventa la notizia? Tantissimo, guardate, tantissimo. Un difetto della nostra categoria, no? Una volta si pedalava nel senso che si andava a cercare le notizie. Leo Longanesi mandava i suoi cronisti nei Vespasiani, no? Dice: voi dovete andare anche nei Vespasiani, che adesso non ci sono più, sono stati sostituiti da queste capsule spaziali dove entri e non sai se esci, no? A Milano ce ne sono di quelle elettroniche che metti per il nostro giovane sono i bagni, quelli pubblici. Bagni pubblici modernissimi, tecnologici, meglio non entrarci. Adesso tra l'altro a Milano credo che li abbiano tolti perché erano rimasti imprigionati dentro. Speriamo non adesso li avevano utilizzati per mettere dentro profughi, perché sono più dove mettere. No, ma li hanno proprio aboliti perché alla fine non li usava più nessuno perché poi si gastava.
No, però si diceva ai cronisti di una volta, devi parlare col lattaio. Enzo Biagi era uno che diceva sempre ai suoi cronisti, voi dovete andare sugli autobus, dovete girare per le strade, entrare nei bar, sentire cosa dice la gente. E guardate davvero, da quel che dice la gente, ovviamente facendo la tara, perché non è che tutto quello che, come giustamente diceva Lucio, tutto quello che si sente dire è oro colato, però molte notizie le prendi da lì quando fai cronaca locale, no? Ma ce ne sono tante, guarda, se tu fai un giro a Venezia, ma insomma, lo sai benissimo, a Treviso, in qualsiasi parte di questo paese. Bentornati a Sull'Interrete, meeting adesso funziona. Bene, sull'informazione organizzato da qdpnews.it. Scusate. Allora, buonasera, benvenuti o bentornati a Soligo in Rete, meeting sull'informazione organizzato da qdpnews.it, testata online dell'Alta Marca Trevigiana, che gode della collaborazione anche dell'Ordine dei giornalisti del Veneto per alcune serate. Siamo ospiti del Teatro La Loggia, quindi dell'amministrazione comunale di Cisoni Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, comune American friendly, quindi a forte vocazione turistica. Quest'anno noi abbiamo cercato di scandagliare il mondo del giornalismo soprattutto sotto l'aspetto sportivo, ma fondamentalmente vogliamo parlare di giornalismo, di informazione, di comunicazione, e quindi cade a fagiolo anche il recente lavoro del direttore Luigi Paciali, che ho qui al mio fianco, Lo Scupomane, un libro di Piazza Editori, che è un po', diciamo, una scusa, un motivo per cercare di attraversare, ripeto, questo mondo del giornalismo che, un po' come tutti gli ambienti, ha anche i suoi lati oscuri. Quindi io vi lascio a Lucio Zanato, storico collaboratore di Rete Veneta, e al direttore Luigi Pacialli. Grazie e buonasera. Grazie. Una bella figura perché sono licenze, per cui mi raccomando. Sono così cattivo. Ciao direttore, come stai? Bene, grazie, mi fa piacere avere un intervistatore del tuo livello. Allora, intanto cominciamo. Perché ti hanno chiamato Luigi, visto che sei andato il giorno di San Valentino? No, mi hanno chiamato Luigi perché mio nonno, che era omonimo, si chiamava Luigi, infatti il mio gemello si chiama Carlo come l'altro nonno, quindi io ho preso il nome del nonno paterno e lui il nome del mio fratello gemello, il nome del nonno materno, solo per questo. Sai perché parto da questo, del nome? Perché mi ha colpito il nome del protagonista di questo libro, Aristide Bortolazzi Giulivi Dando, e qualcos'altro in più non fa. Perché? Ma perché io volevo fare un libro divertente, insomma, ho sempre sperato di scrivere storie che strappassero qualche sorriso al lettore, no? Perché non mi piacciono i libri troppo pesanti, gli scrittori che pontificano, i saggi. Anch'io ne ho scritto uno sempre sul giornalismo, era un po' più tecnico, però ho cercato di stare molto leggero, quindi di raccontare anche lì le qualità e i difetti della casta stampata. Esatto, casta stampata. Casta stampata perché è un po' una casta. Adesso, per dirvene una, proprio recentemente è stato deciso di far diminuire il numero dei consiglieri dell'ordine dei giornalisti da 160, mi pare 80, ed è un bel esempio, no? Perché con la riforma costituzionale magari. Non so, no, quello è un altro messaggio, però diciamo lo stile è questo, cioè il contenimento dei costi è un esempio di sobrietà che non devono dare soltanto le istituzioni, no? Perché noi siamo sempre bravi a prendercela con la politica, dopodiché molto spesso non siamo degli stinchi di santo, no? Io in questo e nell'altro libro racconto per esempio che per fare un esempio che tutti conoscono, Emilio Fede era noto come sciupone l'africano,
perché lui andava in Africa e tornava con delle note spese davvero astronomiche, no? Ma poi si potrebbero fare tanti esempi, anche lo stesso Luigi Barzini tanti anni fa, quando appunto la nostra categoria era costellata di grandi nomi, di intellettuali, no? Di persone anche moralmente ineccepibili. E invece abbiamo però, direi, molti difetti, insomma, no? Questo è uno dei tanti, io credo sia giusto fare autocritica, no? Non bisogna sempre stare un po' così sul piedestallo, anche perché adesso la gente ha modo di scrivere, ha modo di essere coinvolta, e tu trovi sui social delle persone che scrivono benissimo, che raccontano i fatti perfettamente. Poi ovviamente c'è anche l'altra metà della luna con le aberrazioni di cui parleremo sicuramente, no? Proprio l'apertura a tutti ha portato nella comunicazione anche personaggi inqualificabili che dicono delle cose e fanno delle cose terribili. Ecco, però molte volte la notizia ormai passa attraverso i social, ormai diventa notizia delle cose che poi in realtà possono essere, anzi diventano solo delle bufale incredibili. E allora come tutelarsi da, diciamo, la falsa informazione? Ma guarda, io ho visto che se ne parla molto e sono contento di aver scritto un libro che è un po' una metafora di questa situazione, attraverso questo personaggio che è un pazzo. Questo qui è un malato di informazione, di scupite, no? Aristide Bortolazzi Giulio Vidandolo. Ho voluto dargli un nome così che corrispondesse un po' al personaggio, no? Sempre sopra le righe, molto appassionato ma maldestro, incauto, che una ne fa e 100 ne pensa. Lui ha un unico obiettivo: entrare in un giornale o in una televisione e andare in prima pagina, cioè scrivere, comparire, è malato di protagonismo, no? E pur di arrivare a questo obiettivo ne combina di tutti i colori. Sono appunto storie rocambolesche, buffe anche, no? Ma anche sconfortanti, perché appunto batte questa storia con quello che si vede non solo sui social, ma vedi anche sui quotidiani e soprattutto sulle televisioni, no? Io vedo dal pomeriggio in poi ci sono delle cronache, dei racconti e delle carrellate sulla violenza, per esempio, di ogni genere, che non hanno uguali in nessun'altra parte del mondo. In altri paesi fanno la cronacaccia nera, ci sono i programmi il più delle volte a tarda notte, no? Tipo Top Crime, insomma Bones, anche la fiction, no? Con violenza. Ma non c'è dal pomeriggio con un voyeurismo macabro che coinvolge milioni di persone, no? Ecco, il taglio dell'informazione che abbiamo noi in Italia, che abbiamo noi in Veneto, il taglio invece quello degli Stati Uniti, che sono i tuoi frequenti, insomma, devo dire, ne sai qualcosa. Poi hai il tuo programma preferito, che era David Letterman Show. Certo, il Letterman Show, David Letterman, anche ecco noi siamo in lutto per la fine del David Letterman Show, perché a parte che io sono stato da ragazzino negli Stati Uniti, per cui sentire su una televisione italiana uno che parla in inglese con i sottotitoli, per cui riesce a sentirlo finalmente e a percepire quella che è l'ironia e il sarcasmo degli americani che fanno questo tipo, questi programmi, no? C'è anche Jimmy Fallon, ce ne sono stati. Potremmo citarne tantissimi, quindi è un modo di comunicare molto diverso. Però vedi, ecco, tu dicevi la differenza. Noi siamo sempre stati indotti a portare ad esempio l'informazione anglosassone, no? Abbiamo sempre detto la BBC o il Times, oppure il New York Times, il Washington Post, no? Che è quello Watergate, insomma, per me Carl Bernstein e Woodward sono degli eroi, no? Noi abbiamo Andrea Purgatori. Andrea Purgatori ha scoperto il mistero di Ustica, l'ha svelato lui. Nessuno ne parla, è scomparso, anzi credo che l'abbia licenziato, no? Perché in Italia uno che fa questo mestiere bene e scavando e facendo gli scoop veri, non quelli che si inventa Aristide Bortolazzi, è scomodo, viene guardato male, anche dalla nostra stessa categoria. Bisognerebbe fare un monumento al Purgatori, no?
no? È stato il primo a capire che cosa era successo e a denunciarlo sul Corriere, no? E ha avuto anche problemi, per cui voglio dire, noi facevamo però riferimento a questa informazione, dopodiché l'altro giorno abbiamo scoperto che anche loro sono... Ecco, no? io volevo portarti là, cioè l'informazione e l'informazione spazzatura e l'informazione portata agli eccessi in una campagna elettorale dove si andava all'ultima cosa dell'ultima, cioè sono fuori veramente cose indicibili per l'Italia. Ma guarda, io ne ho viste molte altre campagne elettorali lì, sono sempre state molto dure, però si fondavano su fatti veri, no? Quando venivano lanciate accuse pesantissime, erano la realtà, erano il Watergate, non è che se lo sono inventati, no? C'era, e per quello Nixon si è dimesso, per lo scandalo, ma adesso queste elezioni, dice Obama e dicono anche tanti altri, sono state condizionate da notizie false mandate in rete appositamente dall'una e dall'altra parte e che hanno sicuramente avuto un peso nel condizionare l'elettorato, per cui adesso non so se siano state determinanti, ma certo io ero tra quelli che pensavano che Trump non avrebbe avuto poche chance di vincere, no? È stato uno shock per gli States. Ma sai, in realtà poi se analizziamo bene l'informazione, quello che ha sbagliato, quello che non ha, anche i sondaggisti, no? Cioè hanno preso una cantonata tremenda, ma proprio i grandi giornali hanno avuto, il direttore del New York Times ha chiesto scusa ai lettori per, diciamo, la sicumera che ha dimostrato, no? Dice vincerà la Clinton, addirittura avevano già preparato e pubblicato delle pagine in cui veniva data già per presidente, no? Perché è una figura veramente barbina. Però ecco... Però noi italiani su questa cosa qua ci abbiamo detto, una volta tanto noi la volta dell'informazione, i veri, i bravi. È vero, beh, in effetti hanno fatto un errore enorme, però vedi, secondo me... E poi Pagnoncelli. Avrà voluto come un matto Pagnoncelli. Pagnoncelli sicuramente è lì che si sfrega le mani. Vedremo poi cosa prevederanno adesso con il referendum, con altri sondaggi importanti, vedremo se la azzeccheranno o meno. Però certamente qualcuno non ha capito evidentemente che negli Stati Uniti qualcosa stava cambiando. Cioè, di fondo secondo me c'è questo, al di là dei giornali che hanno sbagliato, che hanno esagerato. Cioè la Clinton non rappresentava la parte, le classi medie che hanno votato per Trump, cioè lei che è una democratica avrebbe dovuto incarnare dei valori che quelle classi avrebbero dovuto in qualche modo riconoscere, no? E invece no, lei è stata vista, e questo secondo me è il vero equivoco, è stata vista da questa gente come espressione delle lobby, come la moglie del presidente Bill Clinton, no? Come la donna che ha sempre a che fare con la finanza, con i poteri, che aveva risorse, montagna di risorse da investire, non quella vicina. Paradossalmente i poveri hanno votato per un miliardario, è una cosa, no, voglio dire, uno può dire, ma è successo anche con Berlusconi. Sì, ma erano, diciamo, dinamiche e circostanze diverse, no? Ecco, quanto secondo te quello che è successo negli Stati Uniti, annessi compresi, quindi le bufale, le cose tirate fuori ad arte, i sondaggi sbagliati e quant'altro, modificherà qui in Italia a fronte dei prossimi mesi? Guarda, questa è una domanda molto pertinente secondo me, perché c'è molto trumpismo, non so se avete notato, no? Quando ieri il governatore della campagna De Luca se ne esce pubblicamente guardando in faccia il giornalista, un po' l'americano, no? Dice è un infame la Bindi, no? Perché l'aveva personaggetti, cioè lui era finito nella lista degli impresentabili nella commissione antimafia per volere della Bindi, no? Da ucciderla. Questa è una cosa che forse prima di Trump nessuno avrebbe detto. Guarda, io ho mai sentito un governatore che pubblicamente dice una roba del genere.
poi lui si è scusato. Ha detto che gli avevano fatto l'intervista, ma si è detto assolutamente no, guarda. No, è vero, si vedeva il giornalista, Certo. mi pare fosse Porro, che intervistava, per cui lui l'ha detta, no? Per cui le cose, ecco, se non altro in televisione le cose che dici rimangono, non è che, questo è bello, no? non è che le puoi... Mi viene in mente modificare. Gentilini, un po' di anni fa, quando l'abbiamo intervistato, aveva detto della pulizia etnica, Certo. È rimasto stampato e poi lui ha detto no, non è vero, me l'ha rubata, cioè, sono io che l'ho fatta, e mi ricordo che se vai a vedere il grezzo ha detto no, aspettate, cioè, no, aspetta. E poi è partito in quarta perché gli è partito l'embolo, che poi è politico, soprattutto poi quando c'è questo tipo di trampismo, chiamiamolo così, gli parte l'embolo. Poi ecco, quello è stato uno scoop vero, uno scoop vero, perché parliamoci chiaro, Ha fatto delle belle visualizzazioni, quello sì. accidenti, quello è stato un colpo giornalistico, ma a parte gli scherzi, veramente importante, di cui hanno parlato tutti, no? E sono quelle cose che poi danno lustro anche alle testate che le pubblicano, perché sono cose magari scandalose, ma sono autentiche, non sono cose appunto... Parliamo di testate perché tu, cioè adesso io non so se conoscete il curriculum del mio direttore, io ve lo leggo giusto perché così. Allora, lui è professionista dal 76, ha iniziato la sua carriera alla Notte di Milano, poi è passato al Giornale, dove è stato caporedattore centrale sotto la direzione di Nino Montanelli. Ecco, cosa vuol dire avere come direttore uno come Nino Montanelli? Beh, sicuramente è molto... Scusa, vado bene? Vado bene? No, perché sapete, sono alla fine veramente me licenza. Allora, Nino Montanelli. Beh, è molto impegnativo avere a che fare con un direttore di quel calibro, anche perché noi poi eravamo i suoi pretoriani, no? Eravamo io, Giuliano Molossi, Giancarlo Mazzucca e Pierluigi Fadda, no? Eravamo quelli seduti nella stanza dei capiredattori centrali. E quindi sai, lì sei uno dei parafulmini, cioè quando c'è qualcosa che non va arrivava dentro e devo dire, non frequentemente perché era uno molto rispettoso dei suoi ragazzi, perché li chiamava così, no? I miei ragazzi. Però certo era un uomo da cui potevi imparare solo guardandolo, no? Dall'espressione degli occhi, dalle poche parole che diceva in riunione, no? Quando parlava in maniera molto sintetica della partitocrazia, no? Lui mi fa venire l'ortiaria, non so, De Mita, tutti i personaggi, lui detestava, diciamo, tutti quelli che in qualche modo valutava poco onesti o poco trasparenti o comunque poco leali. Tu non dovevi entrare in un momento solo durante la sua giornata, quando è che non dovevi E non bisognava entrare quando la Fiorentina prendeva un gol, perché se la Fiorentina prendeva un gol e tu entravi, allora basta, eri il menagramo della giornata. Vabbè, restavi il menagramo a vita, no? Addirittura. Se a qualcuno è successo se lo ricordano. Il quotidiano La Notte evidentemente, siccome si lavorava il pomeriggio, giusto? Sì, lavorava diciamo all'alba, perché diciamo le edizioni principali uscivano nel pomeriggio, no? Ce n'erano 4, una usciva a mezzogiorno, l'altra alle 2, l'ultima intorno alle 16, a meno che non succedesse qualche ecatombe, allora si poteva fare anche un'edizione serale, no? Però diciamo la prima edizione che usciva alle 11 e all'epoca veniva anche distribuita molto bene, non solo in Lombardia ma anche un po' fuori, no? Beh, quella era pronta alle 11 e quindi noi arrivavamo in redazione intorno alle 5 o 6 del mattino. 5-6 del mattino. E a me una volta, penso che ero talmente stravolto da questa vita, da questi orari, e mia moglie lo sa bene, perché poi le mogli chi sposa un giornalista poi si ritrova in queste situazioni, non ci sono weekend, no? Perché è un bel mestiere, però sei un po' per aria, no? E io una mattina mi alzo alle 6 e prendo la macchina, vado e normalmente non c'era mai nessuno alle 6 del mattino, tant'è vero che da casa mia passavo dal Duomo di Milano e poi arrivavo in piazza Manzoni, piazza Cavour, dove c'era il palazzo dei giornali, senza trovare, vedevo solo piccioni. Quella mattina
gente che camminava, che cavolo è successo? Erano le 6 del pomeriggio, era buio come la mattina, però avevo dormito ed ero talmente sconvolto. Ecco, come è cambiata l'informazione dei giornali di quel tempo rispetto all'informazione di adesso? Beh, è cambiata, pensate soltanto, io adesso parliamo della parte così tecnica, no? Pensate a una stanza come questa dove c'erano una trentina di ragni neri, grossi come arrivavano più o meno a quella... I ragni cosa sono? A quelle travi. Beh, erano le linotype. Le linotype veramente sembravano dei ragnoni, poi erano anche rumorosi, ovviamente di ferro, con una tastiera, facevano un baccano infernale e c'era il tipografo che batteva i testi e gli articoli uscivano da queste macchine su colonne di piombo formate da tanti listelli. Su ogni listello c'erano 4 parole, 6 parole, insomma una frase che poi veniva incolonnata nella colonna del giornale, rovesciata, perché poi questa colonna componeva su un carrello, come si chiamava il carrello, era una specie di vassoione dove questa roba veniva messa, compresa i titoli, tutti rovesciati, si faceva la bozza per vedere se c'erano errori, perché è difficile leggere una pagina rovesciata, Si faceva la bozza, vedevi se c'erano errori, eccetera, poi queste pagine diventavano un semicilindro di acciaio, messi questi semicilindri attorno nelle rotative, le rotative in sostanza, per farvela breve, giravano con queste pagine metalliche e stampavano il giornale. No, questa in sintesi quindi c'era questa magia anche della tipografia con questi uomini con i camici neri, all'epoca avevano 1 litro di latte da bere contro le esalazioni di piombo, parlavano in milanese stretto e io... a me c'era un certo Bonfiglio, che era un omone enorme, che mi chiamava Menarel della Madonna, che in milanese vuol dire rompiscatole. No? Io ero sempre lì che gli dicevo dai che dobbiamo chiudere, cavoli, metti qua, sposta là. Ed era comunque un bel rapporto tra giornalisti e tecnici. Direi quasi, ecco, in quel caso tecnici, ma considerati all'epoca operari, insomma, no? Per cui tu passavi tutta la giornata, quasi molta parte della giornata. Sempre che ti faccio raccontare queste cose, qui c'è il figlio di Glauco, no? Che è proprio giovanissimo, e queste cose qui probabilmente forse le sogna, perché sono cose che rimarranno forse nella storia, tutto questo meccanismo, la difficoltà di fare un giornale. Adesso puoi fare un giornale, fai in internet. Guarda, adesso appunto da quel punto di vista io ho fatto proprio in tempo a vedere la stampa antica, no? Proprio dalle linotype, il piombo alla carta, perché poi si è arrivati al giornale fatto sempre da queste strita, queste colonne, però fatte di carta, no? Tagliate con un bisturi dai tipografi che avevano i camici non più neri ma bianchi e avevano così dei banchi luminosi su cui queste pagine si vedevano, e poi siamo arrivati alla videoimpaginazione, cioè qualche anno più tardi noi che facevamo il menabò, si chiamava, cioè il disegno della pagina si chiama menabò, no? Il menabò, e sul menabò indichi il titolo, che caratteri volevi, come volevi far scendere le colonne, il taglio basso, il fogliettone, lo mandavi in tipografia e poi adesso poi ti ritrovavi, adesso ti ritrovi con la pagina disegnata sul tuo PC, ci butti dentro titoli, articoli in pochissimo tempo e non stampi più, perché ormai i giornali sono online, la caduta dei giornali cartacei. Diciamo, sì, io penso che tra qualche anno penso che per la carta sparirà, perché ormai davvero è difficile vedere gente per la strada con i giornali. Secondo te la differenza tra giornale e portale? Cioè un giornale, perché noi vediamo che sono i giornali online tipo Tribuna, Gazzettino, Giornale di Vicenza, eccetera, ma anche Corriere della Sera, Repubblica, che stanno facendo un'evoluzione, e poi abbiamo un portale tipo QDP News, che è una cosa simile ma per certi versi differente. Ma QDP News, per esempio, cioè avere 25.000 abbonati, sono comunque contanti, accessi al giorno, è una roba incredibile, cioè hanno
ne hanno più loro della stampa locale, no? Cioè i famosi quotidiani locali che vendono poche migliaia di copie, loro poi vedendo questi risultati notano che insomma hanno una distribuzione ancora più capillare e più efficace, più veloce. No? Il giornale una volta che è chiuso. Ad esempio, se ti arrivava la notizia dell'ultimo minuto, quella classica che dovresti rigirare completamente in tutto il giornale. Era veramente un dramma e a noi è successo, non so, la morte. Vabbè, per esempio Aldo Moro, io mi ricordo sono arrivato la mattina, non so, sono state le 7:30, le 8, perché arrivavo un po' più tardi, invece si alternava con i turni, chi arrivava alle 5, chi arrivava alle 7. Via giornale, sempre al giornale? No, era la notte, era ancora la notte. Oppure quando muore il Papa, quando c'è un fatto a Piacenza, quando ero direttore della Libertà, ero lì da pochi giorni, deraglia un pendolino sotto il giornale, tra l'altro, eravamo lì dalle finestre che avevamo tutta la scena con le foto, abbiamo visto Cossiga con i capelli per aria che usciva dalla scala, poi morti, feriti. Vi confesso che poi quando i giornalisti vivono volenti, anzi nolenti, diciamo, delle disgrazie altrui, no? Perché quando c'è un treno che deraglia, quello significa vendere molte copie in più, fare una cronaca che coinvolge decine di persone, quindi c'è una specie di eccitazione, no? Quando devi seguire dei fatti di cronaca di questa portata, che può essere il terremoto, insomma. Nei giornali si sa che quello significa battere la concorrenza, per cui nessuno diciamo è contento di vedere fatti di cronaca nera, però si sa che quello porta a copie più. Allora i direttori, per esempio in questi casi, se c'è la notizia molto, molto grave, fate conto, non so, un tamponamento, una rapina, in quel paese vengono subito pubblicate, vengono subito mandate le locandine, no? Quelle che vedete davanti alle edicole, che richiamano l'attenzione e viene rinforzata la diffusione, cioè si dice in quel paese, non so, a Isola Vicentina di solito vanno 20 copie e vabbè, siccome è successo questo, non so, un allagamento, il maltempo, la tromba d'aria, allora ne mandi 100. A Bassano scoprono Fusaro che ha fatto a pezzi da Tassitani, ecco, quella è una cosa da... Ti faccio questa domanda perché con Montanelli come si faceva per evitare che l'adrenalina da scoop diventasse invece la bufala? E tu ritorniamo al punto di vista. Guarda, faccio un esempio, tu sei il contrario dello scoppone, no? Cioè perché tu sei un giornalista serio, cauto, valuti tutto, ti documenti, verifichi, no? Perché Lucio... Ho portato a casa la serata, non so se tanto. Lucio lavora da tantissimi anni, di solito si dice un cronista di razza, ma tu adesso fai il conduttore la mattina con grandi risultati, insomma c'è un giornalista tutto tondo che però non è un pazzoide che pur di fare un colpo giornalistico è disposto a tutto, no? Cioè, tu sei uno molto serio e responsabile, ce ne sono tantissimi, da noi sono tutti così per fortuna, no? Però c'è... Perché possiamo arrivare le querele, quelli per guaio, questo hai toccato un tasto drammatico. Se noi sbagliamo una virgola o diciamo che qualcuno è stato, diciamo, ha sottratto qualcosa allo Stato e non è vero, per fare un esempio, questo ci mangia le rotative, cioè una volta mangiava le rotative, adesso ci mangia le telecamere, e gli uffici e tutto il resto, no? Perché ti fanno querele milionarie e il più delle volte le vincono, no? Il più delle volte devo dire che nei giornali seri le querele le perdono, perché ormai anche qui settore teatrale e dice delle cose che ho dovuto contenere e anche rimproverare un paio di volte perché andava oltre
un limite che non possiamo superare, noi, no? Non possiamo, la parolaccia detta in diretta è qualcosa che non vogliamo sentire, no? Così come se arrivano insulti via SMS pesanti a qualcuno dei presenti o a qualcuno che sta in qualsiasi altra parte della regione, evitiamo di mandarli in onda, no? Quindi sono cose elementari. Però a parte questo è uno che, essendo stato un imprenditore, rovinato dal fisco, dal sistema, lui dice lo Stato mafia, chiama così. Anche lì gli ho detto, no, andiamoci piano, poi le querele se le becca lei, se poi qualcuno... Vabbè, dal punto di vista televisivo è stato uno che mi ha abbastanza colpito, ma ce ne sono tantissimi, anzi molti, devo dire, vengono da noi, in qualche modo fanno palestra da noi, penso per esempio a Marcato, no? Marcato è sempre stato da noi all'inizio. Poi li vedono, succede questo, li vedono nelle reti nazionali e li chiamano, cioè li portano come un altro è quello della CGA di Mestre, no? Per dire Zabeo, spesso lo vedo su Rete 4, quindi è un volano anche per dare voce anche a livello nazionale a personaggi che ovviamente hanno un ruolo e hanno qualcosa da dire, no? C'è anche, poi capita anche, lo so, quello che noi intervistiamo mentre fa le barricate ad Abano Terme, no? O a Gorino o a Goro, la Pantera di Goro, no? Il paese di Milva, no? Dove hanno fatto le barricate, poi anche quelli li vedi lì non perché sono venuti da noi, perché poi vanno lì tutti gli altri, no? Con le truppe, i satelliti e fanno le dirette anche loro, insomma. Però insomma noi sulla cronaca siamo molto tempestivi e, come diceva Lucio, ci siamo guadagnati la simpatia, l'apprezzamento di tutti quando abbiamo seguito dal primo minuto l'alluvione del 2010. Dal primo minuto c'era lui, Avarino, tutti i nostri colleghi con il fango fino alla cintola, perché siamo andati subito nelle zone alluvionate. La RAI, devo dire, è arrivata, mi pare, una settimana dopo. Se ne sono accorti, con tutto il rispetto per le altre televisioni, però noi siamo stati bravi. Sì, poi abbiamo seguito ad esempio la rivolta dei profughi sin dall'inizio, cioè quel caso che poi è diventato un caso italiano, insomma, quello di Quinto e Paese. Lì, a quel punto lì è, diciamo così, il servizio che fai al territorio. Non dico servizio pubblico perché secondo me non lo è, nel senso che è un servizio per il territorio, che è una cosa un po' diversa, insomma, ecco. Però è il ruolo della televisione locale, ma questo è un altro tema ancora che va di là dello scopomane sicuramente. Bene, ci abbiamo al termine della serata. La domanda, un buon motivo per leggere questo libro? Secondo me perché è un po' involontariamente, io non volevo fare una parodia del giornalismo, però se adesso lo leggi alla luce di quello che sta succedendo, un po' uno dice accidenti, ma di questi Aristide, Bortolazzi, Giulio Vidandolo magari ce ne sono parecchi, perché è il simbolo di un'informazione gridata, urlata, disattenta, non rispettosa degli altri, che vediamo, io direi, molto spesso attorno a noi, no? Soprattutto guardando, io credo, le televisioni, le risse, dico, ci sono anche da noi le risse, no? Però come si chiama la pubblicità se proprio non si riesce a sedare? Però da noi, sempre in un contesto mi pare, spero, sempre di confronto civile, altrove vedi delle cose, c'è stata gente che si è presa a calcio. E non abbiamo detto come va a finire il libro, perché ovviamente se no c'è un finale, se non lo comprate, finale, diciamo, poi lui mi licenzia. Un finale che ha un significato. Sì, perché sennò poi mi licenzia. Ma scherziamo, Lucio. Grazie per essere stati con noi, per avervi annoiato.